Un caloroso benvenuto con l'appuntamento del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana, notizie.sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Primo sì del governo al ponte sullo Stretto, approvati ordini del giorno di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Il governo Draghi si è per la prima volta espresso positivamente in Parlamento sulla realizzazione del ponte sullo Stretto, recependo e approvando 2 ordini del giorno al cosiddetto decreto Fondone e impegnandosi a reperire le risorse necessarie per realizzarlo. Uno dei 2 ordini del giorno aveva come prima firmataria la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo e l'altro il deputato di Fratelli d'Italia Mauro Rotelli. Il centrodestra si è espresso compattamente, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, a favore dei 2 ordini del giorno, mentre anche nel centro-sinistra si sono espressi positivamente buona parte del PD e persino alcuni deputati del Movimento 5 Stelle. La volontà che il collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria venga realizzato, sostiene l'onorevole Prestigiacomo, è ormai trasversale e maggioritaria. Nell'ordine del giorno il Governo nazionale si impegna ad adottare le opportune iniziative al fine di individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina, estendendo così la rete dell'alta velocità fino alla Sicilia. I 2 ordini del giorno assumono un'importanza straordinaria per la nostra isola, esprimendo un parere positivo del Governo nazionale sul ponte sullo Stretto e parlando in modo esplicito di alta velocità in Sicilia. Spetta adesso a tutti i siciliani fare sentire la propria voce affinché tutto questo si realizzi. No al deposito dei rifiuti radioattivi in Sicilia. L'assessore Cordaro: non lo permetteremo mai, faremo le barricate. Dal governo Musumeci arriva un no forte e chiaro a qualsiasi ipotesi di stoccaggio nell'isola dei rifiuti radioattivi di tutto il paese. Non permetteremo mai che la Sicilia diventi la sede nazionale dei rifiuti radioattivi, ha detto l'assessore regionale al territorio e ambiente Toto Cordaro. Faremo le barricate, il nostro è un no secco, senza margini di ragionamento, perché siamo contrari per principio e abbiamo dati oggettivi che dimostrano che il nostro territorio è inadeguato ad ospitare questo sito. L'assessore Cordaro ha sottoscritto ieri con i 5 sindaci dei comuni coinvolti l'atto formale con cui si esprime l'inadeguatezza dei 4 siti siciliani individuati dalla Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee. Le relazioni sottoscritte ieri saranno adesso inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 3 luglio infatti il Governo nazionale avrà 4 mesi di tempo per valutare tecnicamente le controdeduzioni presentate dalla Regione e in caso avviare consultazioni con gli enti territoriali coinvolti. Abbiamo ragioni solide, ha proseguito Cordaro, per dimostrare anche in sede nazionale che la Sicilia non è un territorio idoneo. Il gruppo di lavoro istituito dal governo Musumeci in 6 mesi ha raccolto una documentazione stringente, oggettiva e inoppugnabile sotto il profilo ambientale, urbanistico, culturale, del dissesto idrogeologico, sismico e dei trasporti. Fino a quando non verrà posta la parola fine a questa brutta storia, la Regione sarà pronta a battersi per tutelare l'interesse di tutti i siciliani. La nostra terra, piuttosto che rifiuti nucleari, deve accogliere turisti. Il carretto, icona dell'identità siciliana. Le tradizioni sono storia viva dei popoli. Comincia domani la 3 giorni della prima edizione della manifestazione regionale Carretto, icona dell'identità siciliana, che si terrà presso il Museo regionale Palazzo Daumale di Terrasini, a lungomare Peppino Impastato. Il progetto è promosso e sostenuto dall'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, guidato dall'assessore Alberto Samonà, e realizzato in collaborazione con i comuni di Terrasini, Aci Sant'Antonio, Bagheria e Paternò. Saranno 3 giorni tra dibattiti, mostre, laboratori artigianali, esibizioni canore e folk, opera dei pupi, proiezioni cinematografiche e degustazioni per celebrare il carretto siciliano. Lo stesso museo ospita un'ampia collezione di carretti tradizionali, circa 70 esemplari provenienti da diverse zone della Sicilia. Diverse forme d'arte confluiscono nella forma del tradizionale carretto, arti per troppo tempo ritenute minori. Maestri d'ascia e carradori, fra i quali intagliatori, maestri fabbri, decoratori, pittori, costruttori di finimenti, usciulari, ovvero costruttori di boccole, non ultimi cantastori e pupari,
artigiani e artisti connessi già dall'Ottocento con l'anima del carretto siciliano. Il patrimonio culturale non è composto esclusivamente da monumenti e collezioni di oggetti, ma annovera in sé anche tutte le tradizioni vive trasmesse da chi ci ha preceduto, dichiara l'assessore Samonà. Al di là della funzione strumentale di mezzo di trasporto, il carretto assume nella nostra cultura un significato simbolico. Rappresentano la Sicilia i colori accesi dei carretti, il rosso del fuoco, il giallo del sole, del grano e dei limoni, il blu del cielo e il verde delle campagne. Recuperare il valore e la funzione del carretto siciliano nella nostra storia è anche un primo passo verso l'auspicato riconoscimento di patrimonio immateriale dell'UNESCO, che porrebbe il carretto come un elemento di immediata riconoscibilità della tradizione siciliana, al pari dell'opera dei pupi, già eredità immateriale. Tutela dei minori, monitoraggio, strutture d'assistenza. Insediato il Comitato Congiunto Regione e Procura Minori. Si è insediato ieri il Comitato Tecnico Congiunto voluto dall'assessore regionale alle politiche sociali Antonio Scavone e dal procuratore della Repubblica per i minorenni Massimo Russo, che ha l'obiettivo di realizzare una piattaforma informatica unica per consentire l'accesso agevole e immediato degli interlocutori istituzionali a tutte le informazioni relative all'attività assistenziale in favore dei soggetti minorenni ai fini della necessità dei rispettivi uffici coinvolti. Il progetto mira alla realizzazione di un software, ha affermato Scavone, che consente il caricamento e l'aggiornamento di tutte le informazioni necessarie a monitorare in tempo reale lo stato dell'assistenza dei minori in Sicilia. Si tratta di un progetto innovativo destinato ad assicurare la massima trasparenza al sistema della comunità, ha dichiarato il procuratore Russo, consentendo altresì di realizzare e di salvaguardare gli interessi dei minori alla cui tutela è preposta l'autorità giudiziaria minorile. È un'iniziativa che costituisce una buona prassi da estendere anche alle altre regioni e agli altri uffici giudiziari d'Italia. Abbiamo fatto un primo passo importante, adesso bisogna lavorare sodo, in sinergia con i tecnici informatici per approntare questo software destinato ad essere utilizzato da più utenti, oltre alla Regione e all'autorità giudiziaria, anche da altri enti come comuni, ASP e forze di polizia. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione.